Quarta corsa da Bologna, un confronto per cavalli di 4 anni. Il ritiro di Falchetto Jet riduce a 4 il campo dei concorrenti. 1 Fiona Petral, 2 Fede Italia, 3 Fetonte SL, 5 Flor de Canela. In chiusura Fetonte SL è il netto favorito. Allievo di Lorenzo Baldi, numero 3. Con alternativa principale l'altra allieva di Lorenzo Baldi, Fede Italia. Macchina intanto che accelera, lascia andare i concorrenti, la velocità, l'errore di Fede Italia mentre si lancia in avanti Fetonte SL nei confronti di Flor de Canela, mentre più indietro c'è Fiona Petral che prova a impedire a Flor de Canela di accodarsi, operazione che non riesce, così Flor de Canela va direttamente in schiena a Fetonte che guida al completamento dei 200 in 14,8. Flor de Canela in scia, poi Fiona Petral, lontano invece Fede Italia che ha perso diversi metri in partenza con una rottura prima dello stacco e insegue ancora una quarantina di metri. Intanto Fetonte SL completa in 29,9 il quarto iniziale, seconda posizione per Flor de Canela davanti a Fiona Petral. Fede Italia cerca di recuperare qualcosa e ora è sempre distante ma ha quasi dimezzato lo svantaggio al completamento dei 600 in 45,5. Davanti alle tribune Fetonte SL conduce, Flor de Canela in seconda posizione davanti a Fiona Petral e ormai si è ricongiunta Fede Italia. Il giro iniziale se ne va in 1 minuto e 5 decimi con Fetonte leader su Flor de Canela, in terza posizione Fiona Petral, poi Fede Italia, non cambia niente, ovviamente c'è in testa il netto favorito. In seconda posizione c'è l'alternativa principale Flor de Canela, che ora sposta a 500 dalla conclusione. Flor de Canela va su Fetonte, lo impegna al completamento della dritta delle scuderie, lo appaniglia a 350 dalla conclusione, parziale in 14,6, insiste Flor de Canela su Fetonte che replica. Fetonte e Flor de Canela alle prese, all'ingresso in addirittura d'arrivo. Fetonte SL riparte, ha ripreso una lunghezza abbondante di vantaggio, Flor de Canela ci prova ancora nel finale, ma Fetonte SL non si lascia più riavvicinare, vince nettamente, secondo posto per Flor de Canela. Al terzo finisce Fiona Petral, 1,14,1 con 28,5 a chiudere. La vittoria per il favorito Fetonte SL, Lorenzo Baldi in sediolo. Per la società allevamento Lorenzo Baldi, la scuderia El Ra. Rivediamo le battute conclusive. Un bel 28,5 a chiudere. Fa bella figura anche Flor de Canela che ci prova comunque fino ai 100 finali. Poi deve lasciare la presa. E Fetonte SL si impone in questa quarta corsa all'Arcoveggio.